Rieccoci insieme, cari telespettatori. Come ogni mercoledì ormai andiamo in diretta con l'associazione di consumatori, in modo particolare questa è la volta di ADOC, e quindi con ADOC Veneto abbiamo il presidente regionale Sergio Taurino. Ben ritrovato. Buongiorno a tutti. Grazie di essere qui con Buongiorno. noi. Allora, quest'oggi parleremo di questioni cioè riprendono certi temi senza dubbio nell'ambito del contenuto del messaggio, ma in realtà si vuol far più chiarezza ancora. Ovvero parliamo dell'importanza di una comunicazione corretta, comprensibile, semplice e chiara, in modo che tutti, anche le persone più fragili, più deboli, chi ha anche dei problemi, oppure persone più anziane che hanno però più bisogno di avere informazioni, possano comprenderla e recepirla. Quindi il fatto che comunque chi si trova in una situazione di maggior fragilità, vuoi per ragioni psicofisiche, vuoi per ragioni sociali, per mancanza di lavoro, vuoi per motivi economici, perché l'aspetto economico ha una rilevanza purtroppo molto alta, si trovano un po' ai margini della società, anche nel poter accedere ai tanti servizi e benefici che possono essere messi a disposizione, perché non ne è a conoscenza o ha difficoltà a comprenderne l'accesso. Presidente, allora accedere a tante cose, ci sono tante iniziative che vengono fatte, ma anche a volte ci sono associazioni di volontariato, del terzo settore, del no profit, che si danno da fare, che danno un aiuto a chi magari ha dei problemi anche di salute, però tutto questo, se uno non ha dimestichezza col muoversi sul web, non ha dimestichezza con lo scaricare le app, anziché far questo e quest'altro, si trova sempre un po' in difficoltà. Non è l'ultima spiaggia, ma anzi a volte una delle prime soluzioni più semplici è venire ai vostri sportelli o a quelli del sindacato, perché anche il sindacato ci dice che effettivamente, e porre, come lei diceva prima fuori, sempre le solite domande, fare le solite questioni, però vuol dire che alla fine non ha recepito certi messaggi, certa comunicazione non c'è stata o non è stata recepita, non è stata capita. Oltre al fatto che le fake news si stanno diffondendo sempre di più, trovano terreno fertile e provocano anche molti problemi, vero? Sì, innanzitutto un saluto a tutti. Oggi ho voluto dedicare questo mio momento per fare chiarezza su quelle che sono le dinamiche della comunicazione ultimamente. A parte il discorso delle fake news, che sicuramente con l'avvento del web, con l'accessibilità, con la maggiore accessibilità al web, e parlo anche ai social specialmente, no? Le fake news chiaramente sono, il veicolo, il virus che viene inoculato in questa popolazione di persone che magari hanno anche un loro ruolo sociale molto alto, molto di grande prestigio, ma principalmente, no, coinvolgono come al solito le fasce sociali più deboli. Ecco, traduciamo, perché giustamente vuol dire notizie fake news significa false e tendenziose. Notizie false o tendenziose. Io sto pensando adesso al discorso di ieri sera, erano caduti 2 missili russi in Polonia, poi sono diventati mezzo russi e mezzo ucraini, oggi sono ucraini, domani scopriranno che sono pezzi di missili russi presi dagli ucraini, sparati e poi andati a mare. Ecco, questo è come la calunnia a un venticello della famosa opera lirica. Allora, le fake news quindi sono notizie false o perlomeno che abbiano dentro un po' di verità e un po' anche di falsità nello stesso tempo. Ma cosa comporta il fatto che adesso, con l'accessibilità maggiore da parte degli utenti, queste fake news veicolano cosa? Veicolano non solo il messaggio drogato, lo chiamo io, perché è un messaggio che ha tante facce, ma veicolano innanzitutto il discredito, incitano all'odio, aumentano la qualità della bugia, perché la bugia ha anche di qualità, perché adesso le bugie si costruiscono. Lo dico per i telespettatori, perché quando parleremo di consumerismo, alcune bugie vengono costruite
ad hoc, che non è l'ad-hoc, ad hoc con l'H. E poi c'è anche il caos e la confusione. Ecco, queste ultime due caratteristiche sono peculiari proprio della comunicazione con fake news, veicolata attraverso la fake news. Perché? Perché se io parlo, e lo diciamo da anni ormai, perché lo dico da anni, mi dispiace anche essere sempre così sembrare abbastanza arrabbiato, ma lo dico da anni, se continuiamo a creare caos e confusione, le persone poi dopo non sanno più a chi rivolgersi, a che cosa fare, perché gli arrivano un mucchio di notizie, che possono essere alcune vere e alcune false, ma uno non riesce più a distinguerle, perché nel gran calderone dove viene miscelata bene la notizia ci sono le verità, ma le verità in genere sono nascoste. La cosa più grave ancora, e questo sarà l'oggetto del nostro discorso, spero, quando parleremo dell'emergenza energetica, dell'emergenza anche, come dire, alimentare? Vogliamo dire che siamo in emergenza alimentare? Sì, siamo in emergenza alimentare. Perché l'inflazione ci sta distruggendo, ma la gente ancora non si è reso conto, non ha capito. Quando parleremo di questo dobbiamo parlare di linguaggio, Elena, di linguaggio. Bisogna usare in ogni situazione un linguaggio appropriato, un linguaggio chiaro, comprensibile ed accessibile a tutti. Allora, le fasce sociali che magari hanno un'istruzione più alta, come dire, recepiscono il messaggio, però fanno anche una cernita e riescono anche, attraverso la loro conoscenza, la cultura, la storia, riescono anche a crearsi un proprio giudizio. Ma le persone che non hanno tutte queste capacità, a che cosa vanno incontro? Dopo ne parleremo anche. Qua ho portato 2 o 3 slide per far capire, no, innanzitutto di chi sto parlando, di chi voglio parlare oggi, perché si parla sempre come se tutti al mondo avessimo le stesse possibilità di accesso alla comunicazione e le stesse capacità di poter recepire le comunicazioni. Per cui io penso che sia importante, non perché ci siano minoranze o maggioranze, sia importante che la comunicazione sia per tutti, e questo è un monito prima alle associazioni dei consumatori, è un monito ai giornalisti, è un monito alla carta stampata, è un monito a tutti quelli che devono portare messaggio, no? Prima parlavamo del messaggio di odio, del messaggio che viene veicolato attraverso i social, no? Gli ether, eccetera. Ma qua stiamo parlando di fake news che sembrano quasi innocue certe volte, e invece proprio perché sembrano innocue sono molto più dannose, fanno molto più danno del solito. Ecco, questo, mi scuso, ma dovevo fare questo cappello perché certo, mi sembra giusto parlare anche di questo. Ma poi a volte nella non comprensione delle cose, magari una notizia può anche essere veicolata in un certo modo corretta, ma di difficile comprensione. Le persone, non leggendo più approfonditamente i giornali, perché non si soffermano più a leggere attentamente, non avendo più strumenti di informazione approfonditi, non avendo neanche più l'attenzione per farlo, perché ormai siamo talmente abituati a vedere le notizie rapide, no? che passiamo tutto velocemente. Alla fine tu diffondi, parli un'informazione come l'hai recepita nella velocità di un titolo, e da là si ingrandisce, poi la diffondi sul web, ci sono tutti questi social, queste cose qua, viene modificata, che so io, e alla fine arriva un pastroccio praticamente. Bene, guarda. Però secondo me tante volte veramente bisognerebbe riprendere le abitudini, che purtroppo ormai si è scardinata questa abitudine di leggersi, come succedeva una volta, i giornali, di fare le riflessioni, di andare all'interno della notizia e quindi capire meglio, ma ormai non è più così, perché siamo condizionati dal cellulare, insomma, di fatto, dallo smartphone. Mi scusi, ma posso anche dire che siamo in una società, in un villaggio globale dove non mi piace usare termini inglesi, l'over information, cioè sarebbe la sovrapposizione, la informazione diffusa e troppo, come dire,
ci arriva da ogni parte. Noi abbiamo lo smartphone, ma ci arriva dalla televisione, ci arriva dalla radio, ci arriva dalla carta stampata, quindi tutta questa serie di informazioni potrebbe essere non utile, riescono però, a portarci all'approfondimento, per cui come dici tu, sì, uno si ferma le prime 3 righe, poi magari legge un sottotitolo e per lui ha già capito tutto il mondo come funziona. Questo è anche una cosa importante, perché se più tardi potrò avere la possibilità, vorrò anche lanciare un messaggio a tutti coloro che legiferano. Quando si legifera bisogna usare il linguaggio accessibile, comprensibile e chiaro. Noi siamo prigionieri anche nella legislazione di apparati burocratici indescrivibili. Non riusciamo più ad avere un contatto diretto con l'amministrazione. Oltretutto questo contatto diretto sta diventando sempre come dire, meno fruibile. Perché? Perché adesso si fa tutto quanto online. Per cui come dire, le FAQ cosiddette, no? Domande e risposte, non possono ovviare al fatto che se uno andava prima a uno sportello c'era qualcuno che cercava di spiegargli a voce, di fargli capire. Mi è capitato 20 minuti fa che uno mi chiama e mi dice: ma chi mi devo rivolgere perché non mi hanno mandato il bonus energia? E allora andiamo avanti sempre con lo stesso disco rotto, che il bonus energia è automatico per le famiglie, si incrociano i dati e se non stanno arrivando è perché poi dopo, vabbè, dietro c'è anche, ho sentito gente che ancora non lo riceve da febbraio, ma comunque vabbè, lasciamo perdere. L'importante è comunicare e far capire alla gente. La gente ha bisogno di capire. Un tot numero di telefonate e un giorno verrò qua e ti dico quante, perché me le scriverò d'ora in poi. Vogliono solo informazioni per capire, per sapere, questa è una cosa, per rendersi conto. Mi spetta, il canone Rai, devi avere 75 anni, ma devo avere l'ISEE. No, l'ISEE deve essere l'imponibile, il 7,30, devi andare a guardare sul rigo 11. Cioè, ma questo dice: mamma, che mi fa? Come faccio a capire queste cose se non ci fosse qualche intermediatore? Io sono stufo di fare l'intermediatore. Però le associazioni diventano sempre più, che vorrei che ruolo. cominciassimo a ragionare sui massimi sistemi. Ho partecipato a un corso sul linguaggio, ho partecipato a un corso e mi sono reso conto che il mio sito, Ad-Hoc Veneto, no? Bisogna che ci faccia un investimento per renderlo accessibile, perché per modi, per linguaggio, per struttura grafica e iconica, cioè addirittura non è percepibile da una buona parte della gente, di quelli che lo visitano. Perché? Perché non è detto che tutti abbiano gli occhi per leggere, le orecchie per sentire, cioè, c'è tutta una serie di persone, gli anziani, no? Che non hanno neanche lo strumento. Allora bisogna, almeno quando si usano gli strumenti, di renderli adeguati, accessibili. Le fake news non passerebbero tanto facilmente, no? Se a posto, perché le fake news devono creare confusione, disagio, perlomeno discredito anche, perché attraverso i social viaggia il discredito, no? Dovrebbero servire per fare questo tipo di ragionamento. Allora comincerò, i miei colleghi prima mi hanno intercettato e detto: cosa parli oggi? Io ho detto: guarda, farò una puntata un po' strana, fidatevi di me, perché secondo me in questo momento bisogna rimboccarsi le maniche e cominciare dalle cose semplici. Cominciamo dalla comunicazione. Se io parlo e 100.000 non mi ascoltano, cosa ho parlato a fare? Esatto, fermo. Adesso ci interrompiamo, abbiamo la pubblicità, poi noi torniamo insieme, torniamo a parlare, vedremo anche quali sono un po' le categorie per le quali è bene preparare una comunicazione anche specifica, mirata a seconda delle problematiche. Tra poco.